Signore e signori! Mesdames et messieurs! Damas y caballeros! Dama e gaspada! Signore e signori, per gli autoctoni! La compagnia Pantakin è lieta di introdurvi nel fantastico mondo di Giacomo Casanova! Avventuriero! Rete mancato! Appassionato di scienze occulte! Medico ed inventore! Gran giocatore! Viaggiatore! Studioso! Agente segreto! E come se non bastasse, fisioterapista, omeopata, cromoterapeuta! Ma soprattutto Seduttore innamorato dell'amore! Lasciate dunque a noi, poveri guitti, l'onore e l'onere Di raccontare più o meno la sua storia! 1, 2, 3, Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati, direte i ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, ci riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 2000 capriole. Eppure voi ragazze canterete, ma permettete che vi commuova, assisterete a tutti i battimenti e alle follie del nostro quant'altro si consumava per un amore impossibile. Ma adesso basta cianciare, gentile pubblico, allacciate le cinture, lasciate fuori i malevoli pensieri e prestateci orecchio perché cominciamo! Siete scappate qua! dove pensate di andare? Quest'altra banda! Fine porta, carazzato! Raccomanda la tua anima! Hai finito di sfuggire! E sia troppo a lungo ritardato il mio appuntamento con l'oscura signora. Scapano! È giunta la tua ora! Di le tue ultime parole! Sarò breve. Quando da piccolo per la prima volta ho assaggiato... Giacomo! E allora... Sì! E allora... Sì! E allora... E allora? Allora stop! Stop! Ecco, gentile pubblico, vi starete chiedendo che cosa succede. Com'è che io, Giacomo, sia finito in questa quantomeno imbarazzante situazione? Ma forse è meglio cominciare dall'inizio.
angolo mi è ormai noto. Non vi è calle, salisada, sottoportego, fondamenta o campiello ove io non abbia lasciato il segno, ove di qualche fanciulla non abbia saputo cogliere il segreto fiore. Guarda qua, ogni giorno stessa storia! Per non parlare poi di palazzi, sottoscala, conventi, chiostri, isole, barene, musei, biblioteche, teatri, casini. Ma ormai tutto questo giro Pagare di di fiori non mi basta più! Allora cosa sono? Ma signor Parò! Da quando l'amore della mia vita, Henriette, è scappata per tornare in Francia, nulla ha più senso per me. Io ti cerco tra la folla, Henriette. Cerco i tuoi lunghi capelli corvini, il tuo sorriso, la tua arguzia. Ma inutilmente, ormai non so più dove cercarti. Mestre, questo è il futuro, città grande, metropolitana, te che ne trovi di ogni colore, razza e forma. Mai ne troverò una che possa eguagliare la mia Henriette. Beh, per fare un'Henriette che vorrei due donne. Come dice Arlecchino? No, dico, se una non basta, perché che ne do? Anche perché two is meglio che one. Cioè, 2 donne contemporaneamente? Quello che non saprà fare una, saprà fare sta altra. Ma giusto, Arlecchino! Dai, tira fuori l'almanacco delle pulzelle. Pronti qua, ecco, detto, fatto, ecco qua. Al manuario delle pulzelle da marito, edizioni Tinder. Non so se... Però guarda qua, che sei di tutto, che sei il nome, e il nickname, e il ritratto, l'età, l'altezza, messa. Occhio qua, senti sta qua. Ciao, sono Virginia, ho 21 anni, adoro il principe azzurro. Che la nostra Agata! Sì. Non che c'è niente da fare. Tira più un peo di Arlecchino! Tira più un PDF che un carro di buoni. Andiamo! Andiamo! Labirinto! Certo, non mi oriento di mio, ma voi ce la mettete tutta per confondermi! Paronga, l'accento che deve essere questa! Fammi ascoltare! C'è poi Venezia, signora! È pure una città caruccia e romantica! È la città dell'amore! Ma posso stare io nella città dell'amore senza l'amore mio? Maledetto mio padre che mi ha mandata qui a studiare per separarmi dall'amore mio! Carmelo Pio! Battiti del mio cuore, pulsazioni della mia arteria, embolo del mio polmone! Certo, non eri bello, non eri alto, non eri nemmeno tanto intelligente, ma tenevi un posto fisso in regione! Io ti amavo così tanto! Carmelo Pio, giuro che non potrò mai amare un altro uomo oltre a te! Salve! Dicevo, salve! Salve! Bella giornata per una passeggiata, non trovate? Salve! Soprattutto adesso che le giornate si allungano. Salve! Vedo che siete una donna di poche parole. Poche, una di là! Siete turbate! Ma per così poco? E se facessi così? Carmelo Pio, non guardare! No, farò no l'appuntamento con scuro! Giusto. Mia dolce? Agata Assunta crocifissa addolorata in La Russa! Per gli amici aghi! Mia dolce Aghi! Non bruciamo le tappe, piuttosto vediamoci stasera. E dove? Dove? Al calar del sole, il campiello del melone! Al calar del sole in campiello del melone. Sia! Stasera salame e melone! Casomai prosciutto e melone, però. E io che ho detto? Giusto. Stasera, quando verrete, Ma siete un romanticone! andate. Vado! Allora ci vediamo stasera al campiello del cocomero! Del melone! E io che ho detto? Arlecchino, Sì. il primo appuntamento è fissato. Ora non resta che trovare l'altra dama. Farò, ma sei proprio sicuro? E se va a finire mal? Arlecchino,
Tu sai che io spesso mi sono fatto scrupolo di ingannare gli sciocchi, i bricconi e gli stolti, se era necessario. Ma per quanto riguarda le donne, si è trattato sempre di inganni reciproci da non tenere in alcun conto, perché, si sa, quando c'è in mezzo l'amore, si è regolarmente ingannati da una parte all'altra. Sara, ma me par proprio una mincionata! Sta roba del doppio appuntamento, oscuro! Basta! Aiuto! E chi sei? Ho detto che non ce l'ho! Hai sentito le... Genio la colana Harmony! Oh, basta! Io sono disperata! Io, donna Beatrice Boscolo Piozzo, detta La ciuccia librida marina! me ne sono andata dal mio paese di origine per cercare la cultura qui, nella meravigliosa Venezia, fucina di artisti, di studiosi, di filologi. Vado! E te? E invece Sono circondata da una manica di letterati! io che dirigo la biblioteca marciana, io che studio solo dai saggi del Magister Barbero, io che per amanti ho avuto solo i paladini dell'Ariasto, Sono costretta tutti i giorni a servire la casalinga veneziana che mi fa: ciao, Moretta! Non sai che ti ha 50 sfumature del grigio! Vado! E te? per non parlare poi di quelle che mi fanno Amio! Ce l'hai 3 metri sopra il cielo! Amio! mi te casarave 3 metri sopra te. Adesso è il momento! Salve! Basta, io andrò a ritirarmi nel convento delle suore maestre di Santa Dorotea. Salve! Ma non ho niente da fare! Che avevi fatto cilecca! Eh? Che avevi sparato! Ah! Salve! Guarda e impara! Però, ma cosa senti fa? Sono riti di accoppiamento aztechi! Aztechi! Basta lacrime! È rientrate nel vostro segreto sacello! Io andrò a ritirarmi a privata vita insieme ai versi del mio amante prediletto, Shakespeare! Arlecchino, i versi di Guglielmo! Quante tragedie! Lui. Oh, attento parola, non finire di pirano! Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Ugo! Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome, o se non vuoi, legati al mio amore, io non sarò più una Capuletti. Oh Giulietta! Il mio nome è odioso a me stesso perché è nemico a te e non di meno strapperei il foglio dove lo trovassi scritto! È Romeo? Romeo, come siete giunto fino a qui? Con le ali leggere dell'amore ho volato su questi muri Perché non esiste ostacolo fatto di che pietra? possa fermare il passo dell'amore. No! Per quanto conturbata dalla vostra conoscenza del mondo! Dico che sarebbe pazzia se io lasciassi posare sulle mie labbra quelle di uno sconosciuto! Cosello, se le mie parole vi hanno turbata, fate un sol gesto d'assenso e questa lama... Dicevo, questa lama... Questa lama taglierà la lingua che vi ha tanto offeso! Ah! Sì. Oddio, Ma no, paroso è finto! Su via, non siate così crudele con voi stesso! Se io per prima non vi avessi concesso di dividere le rime dell'immortale bardo, voi non avreste cotanto ardito! Ma ditemi almeno per chi il mio cuore sta palpitando. Sì, io sono Beatrice, Beatrice detta la ciuccia, La fortunata! Ah, allora lasciate che il qui presente Giacomo,
il vero fortunato. Si faccia perdonare e vi chiedo umilmente di potervi rivedere. Rivedere me? Sì, e poi... Oh, Giacomo! Ma come siete ardito! Quando ci rivedremo? Quando? Al calar del sole in campiello del melone. Al calar del sole in campiello del melone. Ci sarò! Andate. Vado!